La brusca frenata di Pfizer nella consegna dei vaccini anti-Covid rischia di far slittare di settimane, 2, forse 3, l'avvio della campagna di immunizzazione degli over 80. Con un quadro dei contagi ancora preoccupante, una battuta d'arresto sarebbe gravissima. Siamo molto preoccupati perché, come lei sa, la Regione giustamente ha voluto il piano vaccinale molto ampio e dobbiamo fare tutti i richiami, chiamiamoli, della prima fase, quindi dalle case riposo, ospedali, monastieri accreditati, eccetera, e stavamo partendo con la prima fase over 80, che sarebbe importantissima perché andiamo a mettere in sicurezza tante persone che sono a rischio ovviamente per l'età e per le pluripatologie. Quindi questo ci crea immensa difficoltà perché andremo a ritardare anche di 15-20 giorni un piano che era già predisposto dalla regione e che andava via come un treno. L'ULSS 2 ha attualmente a disposizione ancora 5.000 dosi che serviranno per completare le vaccinazioni nelle RSA e coprire anche la fascia della disabilità. E poi purtroppo ci dobbiamo bloccare perché dobbiamo fare i richiami. E la Regione Veneto ha avuto garanzie dal commissario Arcuri che martedì arriveranno le dosi, con quelle nuove dosi di martedì sicuramente riusciamo a coprire i richiami. In giornata Pfizer e BioNTech hanno annunciato un piano che dovrebbe ridurre a una settimana i ritardi nelle consegne. In Europa si dovrebbe ritornare al calendario iniziale di distribuzione a partire dalla settimana del 25 gennaio. Questo fa sperare che il danno venga quantomeno contenuto, in attesa che arrivino anche gli altri sieri che hanno avuto il via libera alla distribuzione. Moderna dovrebbe arrivare, penso, verso la metà di febbraio, come pare che anche AstraZeneca abbia avuto l'ok dell'EMA, per cui anche AstraZeneca verso metà febbraio, fine febbraio dovrebbe arrivare. Questo ci aiuterebbe a vaccinare il resto della popolazione con l'aiuto importante della medicina generale di medici di famiglia.